nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Allora, si è svolto lo scorso 13 novembre a Milano un importante convegno in cui sono presentati i risultati di un'indagine svolta da ONDA, l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, su un campione di 1000 donne italiane dai 35 ai 90 anni, allo scopo di comprendere la loro percezione del dolore e come viene gestito e quanto influisca sulla qualità di vita del femminile. Allora, uno degli oratori era il dottor Zoran Olivari, che abbiamo direttore del Dipartimento Cardiovascolare dell'Ospedale Cafoncello di Treviso, che è nostro ospite. Dottor Olivari, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a lei per l'invito e buongiorno a lei e a chi ci ascolta. Abbiamo un problema tecnico. Il problema tecnico è che Renata non sente la voce del dottor Olivari in cuffia, per cui diamo la parola al dottor Olivari e intanto sistemiamo la cuffia, o altrimenti mettiamo uno stacco musicale e sistemiamo la cuffia. Allora, vediamo se adesso riesco. Buongiorno, mi sente? No, non la sento, ma adesso il regista provvederà a questo gap tecnico. Allora, dottore, ecco, lei mi sente però? Io la sento benissimo. Ecco, benissimo. Allora, leggo quanto dichiarato da lei. In Italia i farmaci antinfiammatori non steroidei, i cosiddetti FANS, sono ampiamente utilizzati in caso di dolore osteoarticolare. Si stima che oltre il 50% di cittadini fra i 60 e gli 80 anni li usi con frequenza variabile, spesso impropriamente e su autoprescrizione. Un utilizzo così esteso dipende anche dalla scarsa conoscenza degli effetti dannosi di queste sostanze, oltre ai danni a livello gastrointestinale. Possono contribuire ad aumentare la pressione, a incrementare il rischio di eventi trombotici e quant'altro. Ecco, vuole chiarire per favore, dottore? Sì, lei mi sente adesso? Sì, un pochino di più. Beh, spero che mi sentano meglio gli ascoltatori. Niente, certo, le confermo quello che ha appena letto, nel senso che, come tutti sanno, diciamo con il passare degli anni diventano sempre più frequenti le malattie di tipo osteoarticolare, sono molto frequenti nella popolazione e sicuramente 3 persone su 4 superati i 60 anni in qualche misura ne soffrono, e molte di queste persone, per alleviare i sintomi, soprattutto i sintomi dolorosi, usano farmaci antinfiammatori, i cosiddetti FANS, farmaci antinfiammatori non steroidei. Ovviamente questi farmaci funzionano anche, ma un uso continuo, frequente e costante può dare conseguenze, effetti collaterali di cui diciamo c'è una scarsa consapevolezza nella popolazione, perché tutti sanno che questi farmaci possono dare danni gastrointestinali, questo lo sanno tutti, ma è meno noto, e io sono cardiologo e mi interessa che... Quindi lei è, diciamo, è sul campo, come si suol dire. Sono sul campo, sì, sono sul campo, e è quello che io vorrei, anche tramite la sua trasmissione, diffondere, è la consapevolezza che soprattutto in persone che sono affette già da una cardiopatia, che hanno avuto uno scompenso, malattie alle coronarie, ipertesi e ipertensione arteriosa, queste sostanze, questi farmaci, se usati con una certa continuità, possono dare degli effetti anche
importanti effetti dannosi, possono favorire l'insorgenza di un infarto, di uno scompenso, di un ictus. Ripeto, stiamo parlando di persone già affette da malattie cardiache che più o meno a quell'età lì, nella quale ci sono le malattie osteoarticolari, ce ne sono molte. Allora, quanto lei ha dichiarato è confermato dall'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, che sconsiglia l'utilizzo di FANS nella maggior parte dei cardiopatici. Allora, se l'Agenzia del Farmaco ha, diciamo, ritenuto di ribadire questo concetto, voi, diciamo, operatori del settore, voi cardiologi, dovreste essere, come dire, i nostri maggiori i nostri angeli custodi, diciamo, per quanto riguarda le malattie cardiovascolari. Ma allora lei mi può confermare che molti dei cardiopatici non conoscono questi effetti collaterali? Glielo confermo assolutamente, cioè la consapevolezza di questa possibilità di avere effetti collaterali a livello cardiovascolare è scarsissima. Ecco. Quindi le persone non pensano mai che questi farmaci possano dargli quel tipo di problema, pensano allo stomaco, pensano ad altre cose, ma non si pongono. Quindi è il nostro compito di cardiologi, ma di medici in generale, medici di famiglia e così via, informare i nostri pazienti, di porre attenzione, ma soprattutto di evitare quella che è la autoprescrizione, cioè ecco. di acquistare questi farmaci perché si ha un dolore, assumerli senza un controllo e via dicendo. È opportuno chiedere al proprio medico di famiglia o allo specialista, se è il caso, che tipo di terapia usare. Ma dottore, scusi, quando una persona che ha un dolore entra in farmacia, il farmacista è correttamente informato di queste diciamo, del problema in generale, chiamiamolo così, perché se l'AIFA ha ritenuto di sconsigliare, e questo diciamo è una importante dichiarazione dell'AIFA, ma ci chiediamo se il farmacista è correttamente informato, perché molto spesso io sento delle persone che entrano in farmacia e chiedono al dottore un antidolorifico, ma non hanno, diciamo, magari perché sono troppo occupati, non sempre il farmacista dà il consiglio corretto. A lei risulta? Ma allora credo, anzi sono convinto che i farmacisti siano al corrente, proprio per il tipo di attività che fanno, su queste note dell'AIFA che riguardano questi farmaci. Ripeto, queste note riguardano la cautela o la controindicazione di alcuni di questi FANS o di inibitori della ciclosineggianasi 2, che sono dei potenti analgesici, in pazienti cardiopatici, ecco. Mentre dal farmacista si presentano, diciamo, persone di vario genere che non hanno necessariamente una cardiopatia. È chiaro che il farmacista va male credo a interrogare la singola persona sulla sua, può darle comunque un avvertimento, certo, cioè in caso di cardiopatia si faccia consigliare dal proprio medico, quindi penso che può sollevare un certo livello di cautela nelle persone che chiedono di acquistare questi farmaci. Nelle sue dichiarazioni io trovo molto importante quella di cautela per chi ha la pressione arteriosa, cioè, aumentata, diciamo. Allora,
Molto spesso le persone, diciamo, di un'età dai 60 in avanti, non so, dai 50 in avanti, ma particolarmente in questa fascia fra i 60 e gli 80, molte persone sono già portatori di ipertensione. Esatto. E quindi bisogna avere una massima cautela in questa fascia di età e con questa patologia. Lei che cosa consiglia? Ma allora, in linea generale possiamo anche dire anche un'altra cosa, che ogni farmaco, ogni sostanza che noi assumiamo, se assunta in modo appropriato, cioè correttamente, fa quello che deve fare, non fa danni, e quindi c'è un beneficio dall'assunzione di un farmaco. Però nell'ambito delle patologie osteoarticolari e soprattutto nell'ambito della terapia del dolore, questi farmaci non sono nemmeno efficacissimi, cioè esistono farmaci che sono più efficaci di questi nel controllo, per esempio, del dolore, e che non hanno questi effetti collaterali. Quindi se un paziente, se una persona magari ipertesa o magari con una cardiopatia già nota, ha problemi di dover controllare un dolore osteoarticolare in genere, è opportuno, per quello è importante che si rivolga al proprio medico, perché, ripeto, ci sono dei farmaci che controllano meglio il dolore e non hanno questi effetti collaterali. Quindi lo stesso vale per gli ipertesi, che sono effettivamente molto frequenti. Diciamo che in quella fascia di età si stima che circa il 65-70% della popolazione può avere la pressione. Ma questo consumo di FANS in Europa è particolare, è a livello, diciamo, l'Italia è a livello degli altri paesi europei, o più o meno FANS viene consumato? No, viene consumato molto di più, non c'è, diciamo, rispetto alla media europea non c'è confronto. L'Italia consuma almeno 50% di FANS in più mediamente rispetto ad altri paesi europei. Dove ci picchia, che dati! Lei ci sta fornendo dei dati inquietanti, diciamo. Allora vuol dire... non vorrei creare... No, ma lei non crede... No, lei riportando dati, lei non riporta semplicemente, lei fa lo specchio che riflette l'immagine, non è... ma allora... cosa facciamo? No, ecco, serve a mio avviso trasmissioni servono come la sua e anche altre modalità di informazione sanitaria. Siccome le persone oggi tendono a curarsi da sole, succede molto spesso per questioni di tempo, ma soprattutto in questo ambito, cioè di cronicità. Lei ha un problema articolare, ce l'abbiamo tutti, ogni tanto si rifà vivo, e allora uno si cura da solo, va in farmacia, prende un antinfiammatorio, lo assume. Ecco, questa è una cosa che andrebbe un po' rivista, questo modo di curarsi il dolore. Ci vorrebbe più attenzione, più professionalità, quindi rivolgersi al proprio medico, scegliere il farmaco giusto, perché, ripeto, ci sono farmaci molto più efficaci nella cura del dolore di questi di cui stiamo parlando, e quindi uno si può curare anche meglio, stare meglio e rischiare anche meno. E purtroppo chi soffre di problemi gastrointestinali ancora di più, se poi uno è iperteso e anche soffre ha problemi di gastrointestinali, vie più bisogna dire no ai FANS, se ho ben capito. Ma ecco, siccome diciamo tutte le nostre magagne e anche possibilità di avere effetti collaterali aumenta con il crescere dell'età, quindi più siamo anziani, più siamo in un certo senso vulnerabili. Lo stesso vale per effetti collaterali di questi farmaci, in particolare nelle persone
anziane o relativamente anziane, il rischio di sanguinamenti gastrointestinali con uso di questi farmaci aumenta notevolmente, e sono proprio le fasce di età che li usano abbondantemente. In maniera più elevata rispetto agli altri. Sì. Allora, dottore, come ci lasciamo? Abbiamo ancora un minuto. Ci lasciamo con la speranza che ci abituiamo di più a non autoprescriverci il farmaco, ma bensì di rivolgersi al nostro medico. Guardiamoci dal prendere qualsiasi cosa. Prego. Sì, direi esattamente così, cioè ogni cosa va fatta nel modo più corretto possibile quando noi parliamo di assunzione di farmaci. Se noi dobbiamo curare un dolore, bisogna sapere che esistono farmaci molto efficaci oggi e con meno effetti collaterali o dannosi addirittura rispetto ai FANS. Quindi se uno ha un problema di dolore che è molto frequente, io credo che la cosa migliore è rivolgersi al proprio medico piuttosto che acquistare direttamente e autoprescriversi la terapia. Bene, la ringraziamo dottore, a risentirci e buon lavoro. Buon lavoro a lei, grazie per l'invito. Venice Film presenta Il leone di vetro.
Eccoci di ritorno. Per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, ricordo sono Renata Galanti e questo spazio che Radio Padania dedica al tema della salute si intitola Salute sani nel terzo millennio. Allora, una premessa. Voi tutte conoscete l'Associazione Donne Padane. La Sperada è un'associazione la cui presidente è Teresa Gagliotto, che ha organizzato molti eventi. Il prossimo 30 novembre alle ore 16 c'è un altro di questi appuntamenti. Oltre all'Associazione La Sperada avremo il patrocinio della provincia di Monza e Brianza e avremo anche il patrocinio della regione Lombardia. Ci terrà, dicevo, questo incontro nella sala civica Carlo Cattaneo di Biassono, che si trova in via Pietro Verri 16. È un tema molto di cui si parla molto in questo periodo, ed esattamente l'Expo 2015. Allora, ci saranno molti interventi. Noi abbiamo invitato la dottoressa Maria Caterina Sforza, che è biologa, nutrizionista, esperta in igiene degli alimenti, autrice di pubblicazioni in tema di alimentazione per la promozione della salute. Grazie dottoressa Sforza di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi grazie a voi, un saluto particolare a lei, alla sua gentilezza, e benvenuti a tutti gli ascoltatori a questo momento molto importante di formazione per la salute da lei promosso. Allora, ci saranno anche Teresa Gagliotto, Massimiliano Romeo, Donato Cesana. Sì. Ecco, allora Fabrizio Grillo, eccetera. Allora, perché è così importante parlare di igiene degli alimenti, di salute? Perché Expo 2015 avrà come tema nutrire il pianeta, energia per la vita. È un tema che fa tremare le vene e i polsi. Si è parlato molto e molte se ne parlerà ancora, ma le donne padane vogliono dire anche la loro attraverso la sua esposizione. Allora, cosa si affaccia all'orizzonte? Ma si affaccia che è fondamentale, secondo me, avere sotto mano più che altro quelli che sono i temi proposti da Expo 2015, il cui il primo per esempio è rafforzare la qualità e la sicurezza dell'alimentazione, che si rifà tra l'altro all'OMS nelle sue 5 chiavi della salute. È importantissimo, noi abbiamo una quantità di malattie a trasmissione alimentare che non vengono neanche diagnosticate perché i sintomi sono molto spesso vaghi. Pensiamo che le problematiche riguardino soltanto paesi dove non abbiamo un livello di igiene importante. In realtà anche noi purtroppo molto spesso abbiamo perso le buone abitudini di avvicinarsi al cibo con una certa sacralità, e quindi lavandoci le mani, avendo cura di utilizzare oggetti puliti, e Expo ci riporta un attimino a queste indicazioni, per cui prevenire le grandi malattie sociali della nostra epoca, rivedere tutto il discorso della filiera alimentare, per cui dal chilometro zero alla filiera corta a tutte queste nuove esperienze che anche la crisi economica ci porta a riscoprire. Mi preme molto, pensando proprio anche alle tematiche legate alle donne padane, valorizzare la conoscenza delle tradizioni alimentari come elementi culturali ed etnici. Secondo me ritornare alle nostre tradizioni non può che farci del bene, magari rivisitandole. Io ho un ritorno chiedo scusa a livello tecnico, un ritorno a livello, voi sentite bene? Noi la sentiamo benissimo, chiedo al regista. Perfetto, chiedo scusa, ma siccome avevo un ritorno
Roberto? Dicevo appunto, è importantissimo il discorso di rivedere quelle che sono le nostre preparazioni alimentari legate alla nostra tradizione, che è legata alla stagionalità, e ricordiamoci che mangiare secondo la stagione significa mangiare anche in modo corretto. Ecco, dobbiamo pensare anche a questo. Questa è musica per le mie orecchie, perché tutti noi abbiamo dei nonni che ci dicevano che se le guardavano bene di mettere sulla tavola le fragole a Natale, cioè, invece oramai siamo abituati a mangiare le fragole a dicembre. Io quando vedo magari delle tavole natalizie che hanno le ciliegie, le fragole, oddio, mi sento, visto che la mia nonna... Una volta si usava tenere l'ultimo grappolo d'uva che si metteva a tavola a Natale. È vero. Allora, la stagionalità è un elemento importante, e quando mangiamo frutti che provengono da altri paesi, ci dimentichiamo sempre che hanno fatto molti chilometri prima di arrivare sulle nostre strade. Molti chilometri, assolutamente. E quindi, diciamo, la freschezza c'è, diciamo, punto di domanda, ecco, diciamo così. La freschezza è un bene che abbiamo perso. Perché quando noi abbiamo un prodotto che arriva dalla Sudafrica piuttosto che dalla Nuova Zelanda, abbiamo innanzitutto, mi permetto anche di dire, inquinato con l'aereo con cui li abbiamo fatti arrivare, perché comunque sì, abbiamo consumato della CO2, per cui voglio dire, quindi anche c'è un fatto di tipo ambientale. E poi c'è un discorso che assolutamente non devono essere per forza trattati questi alimenti, soprattutto per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli, perché altrimenti per natura proprio la produzione di etilene che viene, cioè proprio ci sono la stessa pianta che continua il processo di maturazione, e se noi vogliamo mangiarli come appena raccolti bisognerà intervenire a livello chimico piuttosto che con altri sistemi tecnologici, al fine di poter fermare il discorso della maturazione. E in questo c'è proprio il tema di Expo che a me preme, proprio questo: innovare con la ricerca, la tecnologia e l'impresa, intera filiera alimentare, per migliorare le caratteristiche dei nuovi prodotti, la conservazione e la distribuzione. Proprio perché noi comprendiamo che c'è questa necessità, però dobbiamo ricordarci che preservare la biodiversità, rispettare l'ecosistema è fondamentale, è la base della sicurezza alimentare, oso dire. Allora, chi volesse fare domande alla nostra ospite può farlo chiamandolo 02 6620 3529. Allora, dottoressa, nel volantino che ho davanti a me, dice così: come aumentare la sicurezza alimentare, proporre nuove soluzioni e nuove prospettive in grado di tutelare la biodiversità del pianeta. Ma questo non dovrebbe essere un interesse comune? Abbiamo una telefonata, però diamo uno spazio. Buongiorno. Sì, buongiorno. Sono Ermanna. Volevo sapere una cosa, Renata: se quest'anno i nostri coltivatori di olive hanno avuto grandissimi problemi, per cui mi risulta che questi si devono approvvigionare in altri paesi. Allora, se provengono dalla Comunità Europea, esistono le stesse regole normative, igieniche, e che sono dettate per i olivicoltori italiani o no? Siamo sicuri o no? Perché di olio in Italia quest'anno non credo che se ne produca tanto, perché ho amici che hanno questa produzione e mi hanno detto: guarda che di olio nostro non ce n'è quest'anno. Ce n'è poco. Ecco. Adesso sentiamo la dottoressa, ma abbiamo un'altra telefonata. Buongiorno. Pronto, buongiorno.
sono Maria da Torino. Buongiorno Maria. Ma apprezzo moltissimo le trasmissioni sue che parla di tanti problemi sanitari e alimentari in questo caso. Grazie. Però mi viene in mente un piccolissimo particolare, la meraviglia della biodiversità, magnifico. Peccato però che questa ineffabile Unione Europea sta trattando in gran segreto degli accordi con gli Stati Uniti per la liberalizzazione degli scambi, Lo so, e quel trattato TTIP Sì. batte la pesca. Praticamente questa brava gente, i nostri amici per la pelle, cercheranno di inondare il mercato europeo e italiano pure delle loro meravigliose OGM. produzioni OGM, per cui la biodiversità, Chi mi se ascolta? così, se verrà concluso questo trattato, andrà a farsi benedire. Cosa si può fare? Grazie, buongiorno. No, si può fare una cosa molto semplice, imparare a comprare, perché se io entro in un supermercato e vedo carne A, carne B, carne C e carne D, vado a leggere l'etichetta e scelgo la carne, per esempio piemontese, ma per l'amor del cielo anche le altre regioni hanno delle ottime carni, in cui c'è scritto macellato, vitello, diciamo alimentato, cioè ci sono delle garanzie che coi prodotti che provengono dall'estero non abbiamo. Allora possono proporci, io per esempio a me possono proporre tutte le carni che vogliono di 1000 paesi, ma non mi interessa, perché siccome so che non ci sono i controlli come ci sono nel mio paese, e specialmente certe razze di carne provenienti diciamo da allevamenti sicuri, non lo compro. Ecco, molto. Allora io ho fatto una trasmissione con la Coldiretti in cui dicevo possono anche fare il Transcontinental Accordo, ecco, perché questo è un accordo che appunto importeremo di tutto e di più, ma se io imparo a comprare, a me possono, cioè quello che dobbiamo fare è mobilitare tutte le associazioni di consumatori perché si mobilitino nel dare informazioni. Oh, scusi dottoressa, diciamo, l'ho interrotta. Abbiamo un'altra telefonata? No, è caduta. Preghiamo l'ascoltatrice di richiamare. Dottoressa, a lei. Ma infatti io guardi, mi trovo perfettamente in linea, perché innanzitutto dobbiamo imparare, come diceva lei, a leggere le etichette. Noi abbiamo un regolamento, c'è il 1169 che andrà in vigore, verrà proprio fra poco, nel dicembre, questo dicembre, in cui abbiamo che le etichette devono proprio essere lo specchio del prodotto. La tracciabilità delle carni deve essere indicata su tutte le etichette, per cui noi dobbiamo abituarci a perdere, come dico sempre io, del tempo, a non mettere nel carrello col carrello, ma guardare. Questo ci porterà sicuramente anche a un risparmio economico, perché valuteremo realmente cosa ci serve e cosa non ci serve. Prima di tutto. Secondo, l'Europa, torna alla prima domanda sull'olio. Quest'anno purtroppo sì. L'estate non è stata sicuramente non abbiamo una buona produzione di olio. Abbiamo sicuramente dei regolamenti CE all'interno dei 28 paesi validi che tutti giochiamo con le stesse carte. È una realtà, comunque sia, che la frode alimentare è sempre in agguato. Mi sembra corretto affermare anche questo. I controlli ci sono, ma noi dobbiamo avere anche la percezione che un prodotto di qualità deve avere anche un giusto rapporto qualità-prezzo. Per cui su questo dobbiamo anche un attimino pensarci. L'Europa si sta muovendo, però mi piace ricordare in questa fase, lo dico sempre anche nelle mie relazioni, siamo noi italiani che abbiamo fatto scuola
in Europa per quanto riguarda i generi alimenti. La nostra legge, la prima legge riguarda il 1962, l'FSA è a Parma, cioè l'ente europeo per la sicurezza alimentare è in Italia. Quindi vuol dire che noi comunque almeno sotto questo aspetto abbiamo un po' di voce in capitolo. Ecco, prego. Dottoressa, lei affronterà anche il tema degli OGM durante questo convegno? Allora, questo convegno sarà strutturato soprattutto, nasce dall'idea di sicuramente discorso nutrizione, biodiversità, e quindi bisognerà parlare anche di OGM naturalmente, ma nasce dall'idea che sono un inguaribile ottimista, sono un po' stufa di sentire parlare di Expo solo come qualcosa di costoso, che non serve, che è una spesa di soldi. Allora, parlare un po' della storia dell'Expo, si vede che è la storia dell'uomo. Noi 1906, Expo di Milano, prima lavatrice, pensate, una casa oggigiorno senza una lavatrice. Sarebbe veramente impossibile. Ascoltiamo l'ultima telefonata, poi preghiamo gli ascoltatori di non chiamare perché il nostro tempo sta per terminare. L'ascoltiamo, buongiorno. Pronto, buongiorno dottoressa? Prego, dica. Pronto. Allora, senta, mi scusi, questo trattato misterioso, segreto, è dal luglio 2013 che lo stanno facendo alle nostre spalle, che trattano per avere questo scambio selvaggio con gli Stati Uniti, per avere la carne agli ormoni, per avere l'OGM, tutte le porcherie che ci vogliono rifilare. Ma ci sarà qualcuno che impedirà questo scempio? No, scusi, io le dico il mio parere, ripeto quello che ho detto prima. Il coltello dalla parte del manico ce l'abbiamo noi, perché noi consumatori dobbiamo imparare a informarci. Le associazioni di consumatori sono benvenute perché fanno un ottimo lavoro, ma lei se trova questi prodotti molto semplicemente non li compri. Io non so come andrà a finire questa storia, perché la Lega e la Coldiretti sono uniti in queste battaglie e non sappiamo come andrà a finire, però io ripeto, il coltello dalla parte del manico l'abbiamo noi, perché a me possono proporre 10.000 fettine Pinco Pallino che proviene da Timbuktu o non so da dove, ma io compro quella carne. Allora, dottoressa, abbiamo ancora un minuto, dai Roberto, dacci ancora un minuto. Allora, un minuto. Innanzitutto facciamo un ringraziamento a lei e alla Sperata che come sempre mi affianca e ci sosteniamo a vicenda in queste cose, per cui un saluto particolare alla Presidente Gagliotto con cui collaboriamo sempre. Vi invitiamo veramente tutti a essere presenti a Biassono il 30 di novembre, perché vogliamo guardare a questo, mancano 150 giorni, Expo deve essere veramente qualcosa che facciamo nostra, perché si parla di alimentazione, non parliamo di cose campate. Noi porteremo Expo. Andando ad Expo vedremo il mondo, vedremo come quando ci sono state altre iniziative, per cui è un momento importante, è un momento che naturalmente ci tengo che deve essere un momento in cui tutti rappresentano la propria diversità. Bene, grazie di aver accettato il nostro invito, buon lavoro dottoressa, e ricordo 30 novembre ore 16, sala civica Cattaneo a Biassono. Grazie e a risentirci. Lei e a tutti gli ascoltatori. Bene, dottoressa. Arrivederci, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Avete ascoltato Sani nel terzo millennio.